Questa trasmissione è offerta da Farmacia Santa Maria. E ci siamo cari amici di Telefriuli, benvenuti a questa nuova puntata con Miss in Onda. Prima di iniziare il nostro regista Fabio Di Bernardo ha detto andiamo. E dove andiamo? Andiamo a Ruda, perché questa sera è dedicata a loro questa nostra puntata. Miss in Onda, sapete già di che cosa si tratta, ma io sono qui insomma per ripetervelo, una nuova iniziativa di Telefriuli insieme all'agenzia modashow.it. Andremo ad eleggere una Miss, invece di farlo nella piazza di un paese, portiamo un paese, la sua piazza, le sue tradizioni, la sua storia all'interno di uno studio televisivo. E quindi l'elezione della Miss diventa un pretesto per raccontare la storia di questo paese. Abbiamo con noi 10 bellissime ragazze, abbiamo degli ospiti da presentare, iniziamo a conoscere le ragazze. Ecco, queste sono le protagoniste di Miss in Onda Ruda. A voi! Ma che belle, ma qui ci vuole l'applauso, anche se in pubblico, il pubblico non è numerosissimo, perché ovviamente rispettiamo quelle che sono le normative vigenti e non solo. Le ragazze le abbiamo viste uscire adesso con la mascherina, poi ovviamente quando ci sarà l'uscita singola saranno senza la mascherina e tengo anche a precisare che il numero è sempre molto limitato delle concorrenti, anche se ci sono molte richieste, perché insomma è giusto rispettare quelle che sono le distanze di sicurezza, quindi noi cerchiamo di farlo al meglio. Serata dedicata a Ruda. Io mi volto da questa parte dove abbiamo i nostri ospiti, inizierei a presentare Franco Lenarduzzi, che è il sindaco, e a lei sindaco buonasera. Innanzitutto chiedo di presentarci intanto gli ospiti che sono con lei questa sera. Buonasera a tutti, comincio dalla mia destra, Esther Spanghero, rappresentante della scuola di musica di Ruda, del Colo Multifariam e di tutte le attività che sono collegate alla scuola di musica, tra l'altro anche attività di sperimentazione. E poi Paola Battistutta, la nostra storica locale, si occupa di tutte quelle cose che riguardano appunto la comunità. Poi alla mia destra ancora dietro il vice sindaco, assessore alla cultura e rappresentante anche di tutte le associazioni, e Leonardo Godeas, giovane entrato e attivo nella protezione civile comunale, che insomma abbiamo una bella realtà di volontariato che va sottolineata. Molto bene, quindi avremo modo poi nel corso della puntata di conoscere i loro ospiti, i vostri ospiti, ci racconteranno un po' quelle che sono le caratteristiche della città. Avete sentito tante specializzazioni in tante cose, quindi avremo modo di parlarne dopo. Bene, io adesso mi faccio da parte perché è il momento di conoscere le nostre ragazze. Usciranno con la prima uscita con il loro abito, si presenteranno una ad una, quindi sentiremo anche le loro voci. Mi faccio da parte, iniziamo con la concorrente numero 1. Prego, si apre ufficialmente la selezione di Miss in Onda Ruda, ovviamente valida per Miss Italia 2021. Buonasera, sono Elisa Beltrame, ho 18 anni e abito a Povoletto. Nella vita studio per entrare all'università e nel frattempo lavoro. Molto bene. Concorrente numero 1. Andiamo quindi con la prossima concorrente, che è la numero 2. Ciao, sono Giulia, ho 28 anni e vengo da Cordenonse e nella vita faccio la fisioterapista. Molto bene, concorrente numero 2. Lei è Giulia. E andiamo con la prossima, che è la numero 3. Buonasera a tutti, sono Poluzzi Micol, ho 22 anni, vivo a Gradisca di Sonzo e nella vita studio per diventare... Studi giurisprudenza. Esattamente, e lavoro come segretaria. Non ti preoccupare. Concorrente numero 3.
Quindi con la prossima diamo sempre qualche secondo, con la numero 4. E poi si sfilano la mascherina proprio quando stanno uscendo in scena. Buonasera, mi chiamo Alice Bazo e frequento il liceo linguistico a Trieste. Alice ha 18 anni, l'aggiungo io, concorrente numero 4. Prossima concorrente, lei è la numero 5. Buonasera, mi chiamo Chiara Ifigenia, ho 21 anni, studio Scienze e Tecnologie Multimediali e lavoro come commessa. Vengo da Udine. Io a questo punto le farei uscire, abbiamo visto le prime 5, 3 e poi 2. Avviso la regia, Paola Rizzotti e lo staff di Miss Italia e Friuli Venezia Giulia. Abbiamo la numero 1, 2 e 3, le vediamo di nuovo in abito, così le facciamo rivedere. Prego, accomodatevi, qui al centro, via, sfilate la mascherina al volo, eccole qui. Concorrente numero 1, prego un passo avanti, lei è Elisa, quindi abbiamo la possibilità di rivederle al pubblico e alla giuria, grazie. Poi andiamo con, puoi accomodarti, con Giulia, numero 2. E quindi abbiamo Nicole, numero 3. A casa stanno facendo l'applauso e potete rientrare. Siamo quindi pronti con la numero 4 e la numero 5. Puoi toglierti la mascherina se vuoi il numero 4. Alice, concorrente numero 4, un passo avanti per Alice. E quindi abbiamo Chiara, concorrente numero 5. Molto bene. Io a questo punto vorrei qui vicino a me, rivediamo un po' la scaletta, io vorrei vicino a me il sindaco, visto che abbiamo fatto questo suo primo intervento, la invito subito. Lei qui, io così se vuole togliersi adesso la mascherina, sindaco, può farlo tranquillamente, siamo sufficientemente distanti. Iniziamo a parlare delle peculiarità, delle caratteristiche di Ruda. Una città particolarmente dinamica, ricca anche di eventi, di storia, di cultura. Beh, direi di sì, poi di parte perché per me la comunità di Ruda è la più bella del mondo, è chiaro, non posso che dire così, insomma, è una comunità fatta da 7 realtà diverse, da 7 paesi che hanno anche formazioni storiche diverse con delle persistenze a livello storico-architettonico molto importanti e nate nell'alveo di quella che era la madre di tutta la regione, insomma Aquileia. Quindi abbiamo una presenza importante che è tutta da studiare, proprio da recuperare, dei Cavalieri di Malta per esempio. Abbiamo una presenza importante della storia del patriarcato con ritrovamento magari delle monete, poi la storica che mi segue, Paola, potrà definire un po' meglio queste peculiarità. Ruda è a livello geografico insomma, collocata nella bassa friulana, sappiamo che abbiamo una grande tradizione di rispetto e di, se vogliamo, anche di elaborazione sociale, non solo a livello di volontariato. Siamo stati tra i primi, per esempio, a inserire nei nostri programmi anche amministrativi l'infermiere di comunità e questa cosa si è portata avanti anche in tempi recenti, per esempio una grande forma innovativa insomma, di azione sociale che è quella del tentativo di sconfiggere la solitudine non voluta. La solitudine è uno dei problemi, dei mali delle nostre comunità, come dire, non solo locali ma anche credo a livello nazionale e anche più insomma. Quindi si tenta di fare delle sperimentazioni che poi hanno ragione di essere anche proprio coinvolgendo la comunità e la popolazione.
Siamo contenti della qualità della vita che generalmente possiamo vantare e credo che faccia ben sperare questo anche per il futuro, soprattutto come dire, teorizzando da parte nostra quella che è la rete anche della comunicazione e del contatto con le altre comunità locali. Siamo vicini ad Aquileia, Palmanova, siamo quindi inseriti in un contesto territoriale che è ricchissimo, storico e la sfida che vogliamo lanciare è guardare ai sistemi di innovazione anche dei rapporti territoriali per poter poi fare, tra virgolette, economia, fare turismo. Siamo vicini al bacino di Grado. Grado non può rappresentare, come dire, solo un alveo chiuso, ma può essere l'occasione di interscambio con quello che offre la realtà della Bassa Friulana in seno a quelle che sono le ricchezze enogastronomiche e la fruibilità culturale che abbiamo detto prima e queste magnifiche situazioni per le quali lanciamo proprio l'idea del recupero e del restauro. Faccio cenno alla Mideria Chiozza, che penso che sia conosciuta, e a quello che è lo sviluppo della Mideria Chiozza. Adesso noi investiamo 7 milioni di euro presi chiaramente da contributi nazionali ed europei per poterla recuperare. Quella archeologia industriale può tranquillamente dialogare anche con quell'altro ponte al di là di Cervignano che è Tor Viscosa. In termini di archeologia industriale abbiamo quindi queste offerte. Credo quindi che possiamo essere contenti e soddisfatti, penso, di quello che stiamo cercando di fare, collaborando sia a livello con la nostra cittadinanza che con le realtà, diciamo, che ci circondano. Ecco. Perfetto, noi la ringraziamo Ruda per aver accettato l'invito di prendere parte a questa trasmissione, che è proprio la motivazione è quella di far conoscere da vicino dei centri magari che conosciamo per nome. Io ho sempre sentito parlare del coro di Ruda, questa sera invece vengo a conoscere una serie di cose davvero straordinarie e le conosceremo insieme, quindi state con noi, un po' di pubblicità, grazie Sindaco, e ci rivediamo fra qualche minuto con noi. Un applauso per il Sindaco. Grazie. Ed eccoci qui insieme a voi per questa nuova puntata di Miss in Onda dedicata a Ruda. Prima abbiamo avuto il sindaco che ci ha parlato di questa bella città, avremo altri ospiti, ma come sempre c'è questa commistione tra la bellezza della città e la bellezza delle nostre ragazze, le ragazze della nostra regione che concorrono per Miss Italia in questo nuovo programma di Telefriuli realizzato insieme all'agenzia modashow.it, esclusivista di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia e anche nel vicino Veneto. Abbiamo conosciuto le prime 5 concorrenti, adesso io mi faccio da parte perché andiamo a conoscere le prossime, quindi iniziamo con la concorrente numero 6. Siamo nella prima uscita, quindi le ragazze stanno sfilando con il loro abito. Concorrente numero 6, prego. Buonasera, sono Beatrice Settimi, ho 19 anni, vengo da Lignano, mi sono diplomata al liceo classico e frequenterò l'Università di Economia. Molto bene, concorrente numero 6. Concorrente numero 6. Ed è prontissima ovviamente anche la numero 7. Eccola, si posiziona di fronte al nostro tricolore. Vai. Buonasera a tutti, sono Clara Dalmolin, ho 19 anni, vengo da Viano in provincia di Pordenone. Nella vita mi sono appena diplomata e adesso sto studiando per entrare all'Università di Medicina. Molto bene. Concorrente numero 7. E andiamo quindi con la concorrente numero 8. Buonasera, mi chiamo Sofia Cittaro, ho 19 anni e vengo da Udine. Nella vita sono una studentessa di Scienze Internazionali e Diplomatiche. Concorrente numero 8.
bene. Siamo pronti a conoscere la prossima concorrente? Certo, ecco. Buonasera, mi chiamo Shahrazad Belabed, vengo da Udine, ho 22 anni e nella vita faccio la barista. Molto bene, concorrente numero 9. Concorrente numero 9. Chiudiamo con la numero 10. Buonasera, sono Nicole Rende, ho 22 anni, vengo da Trieste e studio relazioni pubbliche a Gorizia, nel mentre anche lavoro in un'azienda nella parte del customer service. Molto bene, concorrente numero 10. Ma che belle queste nostre ragazze che concorrono per il titolo di Miss in Onda, puntata dedicata a Ruda. Ora le rivediamo a gruppi, quindi andiamo con la concorrente numero 6, 7 e 8. Eccole qui. Si smascherano, si tolgono la mascherina. Beatrice numero 6, un passo avanti. Poi abbiamo Clara, la numero 7. E quindi abbiamo Sofia, numero 8. Grazie, potete rientrare. Ovviamente arrivano anche la numero 9 e la numero 10. Shara, pronuncio bene? Perfetto. Insieme a Nicole. Prego, numero 9, Shara. E Nicole, numero 10. Grazie, potete rientrare. Una cosa molto importante devo ricordare, la giuria lo sa, lo sanno anche le ragazze, viene sempre detto prima, questa sera sarà un appuntamento particolarmente importante perché, come al solito, chi segue la trasmissione lo sa, premieremo 6 ragazze, le prime 6 classificate, ma attenzione, tutte e 6 accederanno alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Quindi significa che la marcia di avvicinamento, io lo spiego sempre, per diventare Miss Italia, prima si chiacchierava con le ragazze prima di iniziare, bisogna sempre avere degli obiettivi importanti, no? Bisogna avere delle ambizioni importanti. Quindi io dico sempre, per arrivare a Miss Italia cosa si deve fare? Si deve partecipare a una selezione, come quella che stiamo facendo questa sera. Le vincitrici, quindi in questo caso le prime 6 classificate, accederanno alle finali regionali. Miss Italia ha tante finali regionali, per poi andare a concludersi con Miss Friuli Venezia Giulia. La vincitrice di ogni regionale va alle prefinali nazionali e poi da lì si può ambire ad arrivare alla finalissima. Quindi vincere questa sera, aggiudicarsi il passaggio alla finale regionale è già un passo molto importante per l'avvicinamento a quello che è il traguardo. Quindi per 6 ragazze questa sera davvero c'è una grandissima opportunità. Detto questo, io vorrei vicino a me un altro ospite, se si può avvicinare, Esther Spanghero. Parliamo di Ruda e con lei parleremo di scuola di musica, storia, corsi, progetto, autismo, insomma so che lei è molto impegnata in tutto questo e poi io ringrazio gli amici di Ruda perché ci hanno fornito molto materiale fotografico a supporto, quindi davvero grazie. Esther, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità, grazie al sindaco. Io sono qui come rappresentante della scuola di musica, che è una realtà che da più di 40 anni investe sul territorio, è una scuola che è comunale da sempre e negli ultimi 10 anni è gestita dall'associazione Pro Musica. Noi facciamo sia corsi per l'alfabetizzazione musicale, cominciamo dagli 0 anni e andiamo fino a quanto si vuole. E facciamo molte attività nelle scuole. Abbiamo un coro femminile di cui io faccio parte, il coro femminile Multifariam, e abbiamo delle importanti collaborazioni con le scuole del territorio e una bellissima collaborazione con il progetto Nuieve, che è una collaborazione con l'Università di Padova
Genova per i bambini autistici e con difficoltà di apprendimento. È un progetto che va avanti da 5 anni, adesso sta prendendo piede, insomma è un progetto di cui siamo molto orgogliosi. Senta, non so se c'è un video in regia, probabilmente dovremmo avere un video, vediamo se riusciamo a farlo passare, intanto magari continuiamo a parlare appunto dell'importanza da 0 a fantasia l'età, quindi anche i bambini più piccoli per arrivare ai signori più anziani possono trovare un bel motivo di poter crescere anche insieme alla musica, perché è fondamentale. Sì, anche perché studi recenti dicono che lo studiare la musica dai primissimi anni stimola delle sinergie all'interno del cervello che se no non sarebbero stimolate, quindi è una cosa che viene altamente suggerita sia dai bambini più piccoli, però anche ovviamente per gli adulti. Noi abbiamo corsi individuali, corsi collettivi, un gruppo musicale, perché abbiamo sì musica classica ma abbiamo anche musica moderna, per cui per esempio durante quest'estate c'è un gruppo di ragazzi, tutti studenti della scuola, che chi fa batteria, chi fa chitarra elettrica, chi suona canto, si sono ritrovati e quindi adesso... Andiamo insieme a vedere questo video, ascoltiamolo anche insieme. Dove eravate qui, Esther? Qui eravamo alla chiesa di San Bartolomeo a Modena, ospite del corale Luigi Garzotti, che la maestra che avete visto è la maestra Gianna Visintin, che ci ha diretto per tantissimi anni. Adesso c'è stato un avvicendamento, c'è il maestro Michele Gallas che ci dirige. Eravamo qui ospiti di della Filarmonica di Modena. Il coro fa molta attività, fa attività internazionale. Eravamo reduce nel 2017 dal concorso a Praga che avevamo vinto il Grand Prix, abbiamo tutta una serie di iniziative nel territorio e facciamo anche una bellissima iniziativa, secondo il mio parere, poi insomma se volete venite insomma a dare un'occhiata. Siamo un coro femminile, quindi siamo molto attenti a quella che è la tematica del femminile in generale nell'arte e nella musica. Facciamo un paio di attività, c'è un progetto che si chiama Donne in Coro che presentiamo sempre per l'8 marzo e posso suggerire a queste bellissime ragazze che se vogliono intraprendere una carriera nel mondo del coro, insomma, sono le benvenute. Potrebbe essere un bel suggerimento, magari qualcuno che ha la passione del canto, andare a sviluppare quelle che sono le sue doti. Non servono delle doti pregresse, non servono delle conoscenze particolari, è importante avere voglia di cantare e voglia di stare assieme. Un'ultima domanda, appunto, se ci sono delle persone interessate a casa che vogliono avere maggiori informazioni, magari per potervi venire a trovare, per avere delle informazioni, per partecipare
Allora, abbiamo il sito internet che è scoladimusicaruda.it e abbiamo anche una pagina Facebook, quindi tutte le informazioni le potete trovare. Abbiamo una segreteria che funziona ogni giorno con degli orari specifici, quindi, e poi potete venirci a trovare, abbiamo una bella sede lì in comune a Ruda, quindi potete venire e dare un'occhiata insomma di persona. Perfetto. Ester Spanghero, grazie, un applauso anche per Ester. Grazie. Poi ci rivedremo perché tanto avremo occasione di tornare a parlare ancora di tante belle cose che riguardano Ruda. Ovviamente siamo pronti anche a presentare le ragazze con l'uscita in body, ma tutto questo succederà dopo un po' di pubblicità. E poi torniamo qui con voi. Ma che bello! Insomma, bella questa puntata, anche questa puntata bella ricca, tante cose abbiamo da raccontarvi, insomma state con noi perché sapete che questo Miss in Onda ogni settimana che passa diventa sempre più imperdibile, quindi non perdetevi quello che sta accadendo e che accadrà. Belle ragazze concorrono per il titolo di Miss in Onda Ruda, valido per Miss Italia, e soprattutto parliamo di questa città, di Ruda, che magari noi conosciamo per sentito dire, ma stiamo veramente approfondendo degli aspetti bellissimi di questa città, che io magari conoscevo in parte e che a me serve per conoscere di più, e forse magari la stessa cosa la condividiamo con gli amici che sono a casa. Ma parliamo di Miss, allora io mi faccio da parte come al solito perché adesso tocca a loro. Andremo a vedere le concorrenti sfilare con il body ufficiale del concorso, per loro un momento importantissimo perché adesso è il momento nel quale la giuria mette il voto definitivo e quindi andiamo a rivederle tutte insieme. Le presento io. La numero 1, Elisa. Ci sei Elisa? Eccola qui. La nostra Elisa ha 18 anni e arriva da Povoletto. Studentessa universitaria per diventare igienista. Elisa, concorrente numero 1. E poi abbiamo Giulia, concorrente numero 2. Giulia ha 28 anni, arriva da Cordenons, quindi dalla provincia di Pordenone, e fa la fisioterapista. Grazie anche a Giulia. Andiamo quindi con Nicole, concorrente numero 3. A 22 anni Nicole concorre con il numero 3, arriva da Gradisca di Sonzo, quindi dalla provincia di Gorizia, fa la segretaria e studia giurisprudenza. Concorrente numero 3, Nicole. Quindi abbiamo la numero 4, lei è Alice. Alice ha 18 anni, arriva da Trieste e studia al liceo linguistico. Alice, concorrente numero 4. Concorrente numero 5, lei è Chiara. Chiara, 21 anni, arriva da Udine, studentessa in Scienze e Tecnologia Multimediale. Chiara, concorrente numero 5. Diamo il tempo alla giuria di sistemare i loro voti. Adesso richiamiamo fuori a gruppi le ragazze, iniziando dalle prime 3. Elisa, Giulia e Nicole. Elisa è la concorrente numero 1, Giulia la numero 2, Nicole la numero 3. Elisa, passo avanti. Concorrente numero 1. Giulia, concorrente numero 2. E poi abbiamo Nicole, concorrente numero 3. Potete rientrare, grazie.
Ed ora andiamo con la quarta e la quinta concorrente, Alice, numero 4, e Chiara, numero 5. Prego Alice, numero 4. Chiara, numero 5. Grazie, potete rientrare. Poi è anche in fondo il bello di questa trasmissione, guardate che questo, chi segue le serate di Miss Italia anche nelle piazze, siete in tanti, quest'anno ovviamente il numero degli eventi dal vivo per fortuna sta un po' riprendendo, ma è ancora limitato e quindi per noi è un grande onore e un piacere aver portato quella che è le sensazioni, le emozioni delle piazze, di portare uno schermo televisivo. Però il bello di Miss Italia è proprio che le ragazze arrivano da tutta la regione per poter conquistarsi un titolo, e questo è bello perché in qualche modo portano nel cuore la città che le va a premiare, e questo è, vi posso garantire che è motivo di orgoglio per le nostre ragazze, e questo ci fa sempre molto molto piacere. Ma andiamo con la prossima ospite. Io tra l'altro ho un intervento molto particolare, ci sono delle voci che mi hanno incuriosito, perché parliamo di Cavalieri di Malta, Origini La Commenda e San Nicolò, Amideria Chiozza con Paola Battistuta. Sono argomenti che quando mi hanno mandato a casa il testo, gli appunti, mi hanno incuriosito molto e sono molto felice di poter affrontare e imparare sicuramente qualcosa da lei. Paola, ci racconti un po'? Bene, guardi, io ho piacere di averla incuriosita perché vorrei proprio incuriosire un po' tutte le persone che ci stanno guardando, e soprattutto ringrazio il sindaco e il vice sindaco che hanno avuto questa bellissima iniziativa, e li ringrazio in particolare perché hanno un'attenzione veramente sempre continua e costante per quanto riguarda i beni culturali, che molte volte sono proprio dimenticati. Allora, San Nicolò di Levata veniva chiamato così. Dobbiamo andare con la nostra mente in un periodo buio della nostra storia. Parliamo del Medioevo, parliamo praticamente dell'anno 1000 all'incirca, quando i pellegrini venivano dal nord e c'era questa voglia, questo desiderio di andare in Terra Santa per un pellegrinaggio importante nella vita di ciascuno. Però cosa succedeva? Che molte volte il tragitto era difficoltoso, c'erano dei briganti oppure capitavano dei fatti naturali, per cui queste persone venivano, diciamo così, derubate, maltrattate, oppure anche si potevano tranquillamente ammalare. Cosa succede? Nascono questi ordini cavallereschi, tra cui appunto i Cavalieri di Malta, che avranno il compito, definiscono il compito proprio di sostenere questi pellegrini durante il loro percorso. E qui entriamo nel vivo di Ruda. Perché? Perché proprio agli inizi del 1200 abbiamo notizie praticamente di un ospedale che veniva costituito, di un ospitale, veniva chiamato così, Xenodocchio, dove questi pellegrini potevano rifocillarsi, potevano essere curati, potevano essere sostenuti, ma anche i pellegrini che rientravano da questo grande cammino potevano fermarsi e fare la quarantena, cosa che in questo momento noi conosciamo bene. Che cosa ai noi. Infatti. Ai noi. Allora quindi San Nicolò si pone proprio a sud, è una delle frazioni a sud di Ruda, si pone nella strada che va da Aquileia, naturalmente punto di riferimento per noi, come diceva il nostro sindaco, da Aquileia verso praticamente Gorizia. Che cosa abbiamo adesso a San Nicolò? Adesso abbiamo la chiesa, purtroppo è rimasta soltanto la chiesa che all'interno contiene alcuni dipinti murali, degli affreschi, ma la storia è molto interessante perché i documenti ci dicono che il primo edificio costruito fu proprio questo ospedale Xenodocchio che doveva accogliere appunto i pellegrini, ma per costituire questo si istituì una commenda. La commenda negli ordini cavallereschi, ma soprattutto in ambito medievale, era la primissima unità amministrativa, la più piccola unità amministrativa, e quindi la commenda viene data dal patriarca
Bertoldo nel 1249 viene data in concessione in affido ai cavalieri di Malta, chiamati in quel momento Gerosolimitani, oppure anche cavalieri giovaniti. E il compito di questi cavalieri qual era? Di assicurare naturalmente la salute ai viandanti, ma anche quello di proteggere tutto il territorio da queste ondate di piena che periodicamente avvenivano con le esondazioni del Torre. E in particolare, e poi naturalmente la nostra terra è sempre stata molto ricca di acqua, però era incontrollata, e quindi che cosa abbiamo? I cavalieri di Malta riescono a rialzare la strada, quindi ad aumentare lo spessore per evitare che ci siano queste problematiche. Nel corso del tempo, naturalmente, vengono costruiti anche altri edifici e parliamo proprio della chiesa di San Nicolò, più volte modificata, e poi anche della Commenda. La Commenda ha una storia bellissima, molto ampia, però è molto approfondita, che in questo momento non vorrei raccontare. Ma la cosa interessante appunto è che la Commenda viene data, alla fine del Settecento, viene data in affido, viene dedicata diciamo ad un nobile veneziano, e attraverso un passaggio di proprietà arriviamo al 1820 all'incirca, dove la Commenda viene data praticamente al nobile Antonio Kircher Valoghino, che fu il nonno di Luigi Chiozza. E qui possiamo ricollegarci ad un altro discorso molto importante, un altro pezzo di storia legato praticamente al nostro territorio. Anche a lei chiedo, se uno vuole, siccome ho sentito come lei riesce a raccontare la storia, quindi penso che qualcuno potrà approfittare della sua competenza e anche del suo modo di narrare tutto questo. Se uno vuole delle informazioni, organizzate delle visite, organizzate degli incontri per poter vedere tutto questo con maggiori informazioni, certo. Cosa si può fare per avvicinarsi a voi e avere Ecco, questa la ringrazio perché è veramente una bella domanda. Effettivamente qualche anno fa, ma è stata ripresa anche ultimamente, ci sono dei percorsi che possono essere organizzati attraverso anche il Cammino Celeste, quindi una strada proprio che questi pellegrini conducevano, e nel giro di poche ore riusciamo a visitare tutte queste tappe importanti, in particolare San Nicolò, diciamo così, la chiesa di Sant'Andrea e Sant'Anna, e poi anche la cappella cimiteriale. Ecco, queste sono delle cose che si possono realizzare veramente come una passeggiata tra amici. C'è un sito internet, informazioni in comune, avete una Ci sono delle informazioni, il comune ha il sito internet dove si possono eventualmente reperire delle informazioni. Grazie, è stato un piacere, abbiamo scoperto qualcosa in più e adesso, amici, andiamo con un po' di pubblicità e poi torniamo subito. Quante belle cose! Pubblicità! Ormai le nostre concorrenti la ballano questa sigletta, questo stacchetto ormai ci è entrato nelle orecchie. Bene, dobbiamo presentare le altre concorrenti, la numero 6, 7, 8, 9 e 10, con la loro uscita importante perché quella è in body ufficiale del concorso, quindi come si diceva prima, al momento nel quale la giuria dà il suo voto definitivo. Mi faccio da parte perché sapete che insomma Miss in Onda, le protagoniste sono le concorrenti e le città ospiti, quindi sono loro, e quindi noi ci facciamo da parte per la concorrente numero 6. Prego. E ricordiamo sempre che il titolo in palio è Miss in Onda Ruda, valido per l'82esima edizione di Miss Italia. Beatrice ha 19 anni, concorre con il numero 6, arriva da Lignano Sabbiadoro, ha appena terminato gli studi il liceo classico e si è iscritta all'Università di Economia, concorrente numero 6. Quindi abbiamo la numero 7, lei è Clara. Clara ha 19 anni, arriva da Aviano, quindi dalla provincia di Pordenone. Diplomata e ora si è iscritta all'Università di Medicina. Concorrente numero 7.
Quindi andiamo con Sofia, concorrente numero 8. Sofia ha 19 anni, arriva da Udine, studentessa in scienze internazionali e diplomatiche. Sofia numero 8. 8 Sofia. Quindi abbiamo la numero 9 che è Shara. Concorrente numero 9. 22 anni, Shara arriva da Udine e fa la barista. Numero 9. Chiudiamo il gruppo con Nicole, concorrente numero 10. 22 anni di Trieste, studentessa in relazioni pubbliche e lavora anche in un'azienda di trasporti. Nicole, concorrente numero 10. Andiamo a rivederle. La numero 6, 7 e 8. I numeri sono importantissimi perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le nostre concorrenti. Beatrice numero 6, prego. Passo avanti. Clara la numero 7. E quindi Sofia la numero 8. Grazie, potete rientrare. Ed ora abbiamo la numero 9 e la numero 10. Prego, numero 9, Shara. E la numero 10, Nicole. Grazie, potete rientrare. Voglio ricordare a tutte le amiche che vogliono partecipare da casa a Miss in Onda, ovviamente valido per Miss Italia, vedete che in sovraimpressione c'è il sito internet www.missitalia.it dove potersi iscrivere e ovviamente il numero di cellulare diretto per di modashow.it, che è l'agenzia che è esclusivista in Friuli Venezia Giulia del concorso. Quindi se volete partecipare le iscrizioni ovviamente sono totalmente gratuite. Bene, ed ora andiamo con un intermezzo musicale organizzato dal Comune e dall'Associazione Pro Musica Ruda, Note sulle acque della Bassa, video da una fisarmonica Amideria. A voi.
Ma che bel materiale, che bel materiale. Mi è tornata a trovare Paola Battistuta, però adesso parliamo di qualcos'altro. Parliamo delle chiesette di Sant'Andrea, della scoperta di monete, della cappella monumentale, del cimitero di Perteole. Quindi continuiamo questa narrazione che abbiamo iniziato prima, Benissimo. intervallata poi anche da queste immagini. Quindi Paola, a lei. Però io, se mi permette, mi rifarei alle immagini che abbiamo visto del maestro Leghissa, bellissime, che ci fanno proprio vedere l'interno della Mideria Chiozza. E mi perdoni se mi hanno veramente affascinato. Allora, 2 parole soltanto sulla Mideria Chiozza, che è stata, diciamo così, l'idea, l'invenzione di Luigi Chiozza. Questo possiamo chiamarlo proprio uno scienziato, no? Chimico, che aveva studiato a Parigi con Luigi Pasteur, invitato poi a scoprire alcune malattie, a cercare di scoprire il motivo di alcune malattie legate alla coltivazione dei bachi da seta, e siamo proprio con il video all'interno della amideria, e questa è una cosa straordinaria, perché tutto il gruppo di edifici che fa parte di questo patrimonio, che è un patrimonio inestimabile di archeologia industriale, ha qualcosa di straordinario, non soltanto nell'architettura, ma soprattutto nel fatto che all'interno sono ancora conservati tutti i bellissimi utensili che abbiamo visto e che stiamo vedendo. La mideria fu un'idea, proprio una invenzione di Luigi Chiozza, che l'ha, diciamo così, si può dire, costituì nel 1865 alla Fredda, vicino alla Roggia alla Fredda, dove prima c'era un piccolo mulino. Che cosa faceva? Estraeva con un processo da lui ideato, un processo quindi chimico imprenditoriale, estraeva l'amido prima dai cereali e dopo dal riso. Diciamo così, la fortuna della mideria, la fortuna di questa fabbrica fu enorme nel corso dei secoli. Luigi Chiozza morì poco dopo, ma prese le redini della società, il figlio, e poi si avvicendarono diversi grandi capitani d'industria della nostra regione, come Guido Segre e Dario Doria. Ecco, purtroppo si concluse nella seconda parte del Novecento, diciamo dopo il secondo conflitto, l'inserimento di, diciamo così, attività industriali e artificiali sostituì praticamente l'amido nelle varie attività dove veniva utilizzato, per esempio nell'alimentazione, nel vestiario, eccetera. E adesso vi permetto di parlare proprio delle chiesette. Le chiedo se la mideria è visitabile. No, in questo momento purtroppo no, perché è ancora in fase di ristrutturazione, però abbiamo, diciamo, delle buone idee, delle buone possibilità. E poi vediamo queste immagini, ci fanno godere tutto questo. Infatti, di tutto quello che c'è all'interno, ed è veramente un grande patrimonio. Molto bene. Sempre a Perteole ci troviamo a visitare la piccola chiesa di Sant'Andrea e Sant'Anna, anche questa di straordinario interesse, perché durante un intervento di recupero, di restauro nel 1989 fu scoperto, non si sapeva, si andava un po' così a naso, e le bravissime archeologhe hanno scoperto una cosa straordinaria. Praticamente all'interno ci hanno trovato un piccolo vaso di ceramica invetriata contenente 1164 monete praticamente delle zecche di Lubiana, di Trieste, di Aquileia, che erano praticamente monete eccole qui, le vediamo, sono proprio queste le monete che sono state trovate all'interno della chiesetta di Sant'Andrea, e contenute, nascoste, ci piacerebbe pensare nascoste magari da qualcuno che aveva fretta, bisogna di nascondersi, chi lo sa. Comunque all'interno della chiesetta ci sono anche gli affreschi fantastici, definiti come il ciclo più importante forse pre-giottesco in regione, che rappresenta proprio il martirio di Sant'Andrea, mentre ecco, lo stiamo vedendo in questo momento, mentre nella controfacciata, questo è l'arco santo, l'arco principale, fatto su più registri, mentre questo che vediamo adesso, nella controfacciata, vediamo proprio che è diciamo così, un affresco più vecchio, datato 1505, realizzato da Tommaso de Salo. 2 parole soltanto Le posso chiedere un'informazione? Prego. Una cortesia. Noi adesso andiamo con un po' di pubblicità
e poi torniamo a parlare con lei, perché so Grazie. che abbiamo ancora tante cose da raccontare. Pubblicità, rimanete con noi, rimanete con noi. Ho ancora tempo. Io e Paola Battistuta siamo rimasti qui insieme a voi a guardarci la pubblicità e siamo pronti per tornare a raccontare un qualcosa che riguarda Ruda. Paola, Certo. a lei la parola. Cosa andremo a vedere? Adesso andiamo a vedere la cappella del cimitero di Ruda, una cappella che è stata edificata come tutto il cimitero appunto durante il primo conflitto mondiale, progettata da Provino Valle. Eccola, guardate la Grandissimo maestosità, architetto. certo, grandissimo architetto Grandissimo sicuramente. architetto. Qui era un giovane militare del genio e ha progettato questa cappella tutta in cemento armato e quindi una delle tecnologie più costose, più innovative del tempo. La forma è molto importante, molto, diciamo così, possente e questa è praticamente la cancellata dell'ingresso al cimitero, tutto costruito appunto nel 16 perché il piccolo cimitero che si trovava all'interno, diciamo, dello spazio della chiesetta di Sant'Andrea ormai era colmo e quindi si è dovuto costruire un altro cimitero. All'interno della cappella troviamo un ciclo di dipinti murali bellissimo con due diversi racconti, uno sacro e uno profano, diciamo, e che ci raccontano proprio, ci avvicinano l'idea del fante, del caduto sul fronte e lo avvicinano praticamente al sacrificio che Cristo fece sulla croce per tutti i cristiani e soprattutto ci dà il messaggio che non sono morti invano. Questo è veramente, secondo me, considerato uno dei cicli pittorici non conclusi, di pittura murale non conclusi, perché mancano ancora alcune parti, più belli forse di questo periodo nella nostra regione. Io la ringrazio molto, Grazie la a lei. ringrazio molto perché è riuscita ovviamente con la giusta sintesi e come coloro che conoscono l'argomento del quale parlano, insomma, a raccontarci un po' tutte queste che sono queste caratteristiche e ci ha incuriosito ancora di più ad andare a fare una bella passeggiata a Ruda. Miss in Onda è questo. Bene, andiamo a rivedere le 10 ragazze protagoniste perché ovviamente adesso una parte di giuria si è già riunita per fare i conteggi, ma noi le andiamo a rivedere insieme. Elisa, concorrente numero 1, una alla volta le facciamo sfilare, eccoli qui, li facciamo vedere per il nostro pubblico che è a casa, magari ci fosse qualcuno che si è collegato solo adesso. Male, avete fatto male. Però eccola qui, la concorrente numero 1, Elisa, e poi è prontissima anche la concorrente numero 2, che è Giulia. Queste sono state le grandi protagoniste e tra loro ci sarà Miss in Onda Ruda e non solo, perché ricordiamo che la seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza, la terza Miss Bimacio, la quarta, quinta e sesta, tutte e 6 accederanno alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, quindi per loro è un passaggio molto molto importante. Andiamo con Nicole, la concorrente numero 3. Bene anche Nicole. Alice, concorrente numero 4. Molto bene anche Alice, concorrente numero 4. Siamo pronti a rivedere Chiara che concorre con il numero 5. Molto bene anche Chiara. Che lascia spazio alla sua amica che concorre con il numero 6, Beatrice, perché guardate che dietro c'è un bel rapporto tra le ragazze, vedo che anche se purtroppo non possono stare troppo a contatto tra loro ovviamente, però è una bella forma di rispetto e di amicizia tra loro, ed è la cosa che ci fa davvero più piacere. Concorrente numero 6, Beatrice.
una sana competizione come giusto che sia. Numero 7, Clara. Eccola qui, la nostra Clara concorre con il numero 7. Clara, numero 7. Quindi andiamo con la concorrente numero 8, lei è Sofia. Ricordiamo che questa è una presentazione che facciamo solo per voi amici che siete a casa, perché la giuria le ha già viste come del regolamento, stanno già facendo le somme dei voti e quindi questa è solo un'uscita per farvi ammirare ancora di più le nostre belle concorrenti di questa sera. Sofia, numero 8. Poi abbiamo la concorrente numero 9, lei è Shara, numero 9. Molto bene, Shara numero 9. Chiude Nicole numero 10. Grazie Nicole, grazie. E a questo punto un altro ospite viene qui vicino a me. Parliamo di protezione civile del comune, l'esperienza, il rinnovamento del gruppo con Leonardo Godeas. Buonasera. Salve, buonasera. Buonasera a lei. Allora. Ci racconti, la vedo in divisa, quindi facilmente riconoscibile. Innanzitutto io non ho pubblico qui, ma vorrei fare con tutto il cuore, da casa fare un applauso a tutta la protezione civile, a tutti i suoi colleghi che ci sono in giro per l'Italia, perché avete sempre fatto un lavoro prezioso e quest'anno ancora di più. Quindi anche se siamo in pochi, facciamo l'applauso in studio perché lo meritate. Quindi lei in questo momento per noi rappresenta un po' tutti i grandi suoi colleghi della protezione civile. E adesso lascio a lei la parola per parlarci di quello che fate nello specifico a Ruda, nella vostra città. Sì, siamo innanzitutto un gruppo, un bel gruppo eterogeneo anagraficamente, ci sono giovani, meno giovani, la cosa bella è che però c'è un buon scambio di competenze, ma anche a livello umano, molta amicizia. È stato un anno però di grande impegno, nel senso dell'impegno profuso per il Covid, e principalmente le attività che sono state svolte sono partite dal primo lockdown con la distribuzione delle mascherine distribuite casa per casa, e dopodiché si è passati questo inverno alla distribuzione dei pasti nelle case, e al contempo vi è stato fatto il servizio di distribuzione dei medicinali per chi ne aveva bisogno, ma le cose senza dubbio più significative di cui ci siamo occupati sono state il centro tamponi, che ha avuto sede nella sede della protezione civile di Ruda, che è l'ex caserma di Perteule, e voluto dal comune questo centro che rappresenta un unicum. È stato reso operativo dall'impegno dei medici di base e dei nostri volontari. Centro Drive-in Tamponi che ha realizzato 4.000 tamponi, per cui è stato piuttosto operoso. E questo centro poi è stato seguito sempre nella nostra caserma, nella ex caserma di Perteule, nella sede della protezione civile, dal centro vaccini, voluto sempre dal comune e però realizzato sempre grazie all'impegno dei medici di base, oltre 17, e i nostri volontari. Questo centro vaccini, mi scusi, è tuttora operativo, abbiamo concluso le seconde dosi da poco, e anche questo rappresenta una realtà abbastanza unica nel nostro territorio. Importante. Senta, le acque sono un pochino più calme in questo periodo, cioè a parte quel momento di lavoro enorme che ci ha preso un po' tutti quanti alla sprovvista, ma voi, ripeto, grazie forse alla vostra preparazione, alla vostra storia,
che ha la protezione civile, che purtroppo ne avete viste di tutti i colori, perché purtroppo bisogna dirlo, insomma, il vostro intervento è sempre prezioso, avete già le spalle coperte, però quello che è successo è stato qualcosa davvero di straordinario. Adesso voi come la percepite questo momento? Come lo state vivendo? Qual è l'aria che sentite? Beh, senza dubbio, come si percepisce in tutto il paese, anche da noi si percepisce il rischio molto minore che si vive in quest'estate. Significativo è il fatto che i nostri volontari si sono potuti vaccinare già a partire da marzo, e questo fa avere una maggiore tranquillità. Quando si ha a che fare in un centro tamponi con persone che hanno un grosso rischio, potenzialmente nel pieno della seconda ondata, nell'ondata di marzo, si è arrivati ad avere percentuali molto alte di positivi, nonostante tutte le precauzioni prese, e per fortuna adesso possiamo dirlo, il fatto che non ci sia stato alcun contagio interno alla protezione civile, questo rischio al momento c'era, e il rischio di portare a casa l'infezione era sicuramente non da trascurare. Il vaccino ci ha fatto stare molto più tranquilli. A questo si accoppia anche il fatto che il virus fortunatamente circola di meno. Non abbassiamo la guardia, questa è la cosa più importante, teniamo duro, usiamo le mascherine, usiamo tutte quelle che sono le protezioni necessarie, perché molto dipende anche da noi, penso che lei questo lo possa confermare. Quindi se le cose stanno migliorando, i nostri comportamenti le possiamo migliorare ancora di più, quindi molto dipende anche da noi. Grazie davvero, è stato preziosissimo questo suo intervento e ripeto, grazie. E ripeto, noi siamo anche qui perché Telefriuli vuole portare anche a casa un po' di serenità e magari un programma così dove unisce la bellezza delle ragazze, la bellezza del territorio, può sicuramente in qualche modo aiutare. Siamo quasi pronti per andare a conoscere quelle che saranno le vincitrici. Avremo un altro intervento di un altro ospite prima del termine della trasmissione, ma adesso andiamo insieme a guardarci ancora un po' di pubblicità e poi torniamo qui con voi, fra pochissimo. Ed eccoci pronti per conoscere chi sarà la vincitrice del titolo di Miss in Onda Ruda e pronti anche per conoscere Lorenzo Fumo, il vice sindaco. Tra l'altro Lorenzo Fumo è stato nostro ospite nella prima puntata della Miss Telefriuli e quindi buonasera e bentornato a trovarci. Allora, piacere. Il volontariato, l'associazionismo, le letture di Pasolini, ci racconti? Volentieri. Intanto tutti gli interventi che abbiamo preceduto hanno dipinto una comunità molto attiva con diverse sfaccettature. Buttando là un po' di numeri, abbiamo 54 associazioni presenti sul territorio, abbiamo, come diceva il sindaco all'inizio, 7 comunità che vanno a costituire questo territorio, ma siamo solo in quasi 3.000 abitanti, siamo comunque un piccolo comune. E riusciamo comunque, grazie al volontariato di tante persone, chi più, chi meno, a offrire una qualità della vita che ritengo importante. Qualità della vita dettata appunto dal lavoro del volontariato. Sottolineo che l'anno scorso, in pieno Covid, comunque è stato conferito anche il premio di cavalierato a un volontario della Protezione Civile e di altre 5-6 associazioni. E questo insomma ritengo che sia anche un piccolo premio per la nostra comunità intera. Comunità che era stata già fotografata da Pasolini appunto negli anni 50, quando nel suo pellegrinare nella Bassa Friulana si fermò a Ruda e poi scrisse sulle ceneri di Gramsci, nella raccolta delle ceneri di Gramsci, una breve poesia appunto in cui dice: ti ricordi quella sera a Ruda, quel darsi insieme di antiche passioni, e quindi fotografava la passionalità e la voglia di stare assieme di comunità del nostro paese. Guardi, io la ringrazio ovviamente. Allora io vorrei fare una domanda ai nostri ospiti. Signor Sindaco, mi permette che comincio dal Vice Sindaco, visto che ce l'ho qui vicino a me. Perché
una persona che ci ha seguiti, sicuramente li abbiamo incuriositi, poi ovviamente molti conoscono Ruda, molti conoscono la vostra realtà, ma magari qualcuno, poi dovete sapere che oltre a Canale 11, 511 in HD, ma Telefriuli è seguitissima all'estero grazie allo streaming, quindi tante persone ci vedono in giro per l'Italia, all'estero, perché una persona che viene in Friuli Venezia Giulia dovrebbe trascorrere una sua giornata anche a Ruda o venire a Ruda? Lo chiedo a tutti. Beh, innanzitutto se è una persona a cui piace la musica, Ruda è ricordata come la capitale del canto corale. Oggi giustamente abbiamo dato spazio alla scuola di musica di Ruda, ma Ruda è famosa anche per il coro polifonico di Ruda e il coro Monteverdi, certo, che a livello internazionale hanno saputo raccogliere diversi successi. E poi per il gusto appunto di stare assieme in semplicità, approfittando anche ovviamente dei prodotti locali. Certo. Signor Sindaco, passo a lei la parola. Grazie Lorenzo Fumo, grazie davvero, grazie. A lei la parola, signor Sindaco. Perché venire a Ruda? Beh, come diceva Pasolini, per avere un bel ricordo, sì, sicuramente, insomma, no? Ti ricordi quella sera a Ruda, quindi un'occasione per condividere con gli abitanti un momento insieme e mangiare anche qualcosa e bere qualcosa di buono. E poi in questi giorni, per ricordare una cosa importante, in una comunità del Gers, a Durano e Casten, è stato fatto un monumento al migrante friulano. Gran parte di quelle persone che hanno lasciato la terra più di 100 anni fa e sono andate in quelle zone, insomma, erano anche famiglie di Ruda. Quindi io direi, ricordando quell'esperienza che poi è stata per noi importante perché ha costituito gli ultimi 20 anni di attività di gemellaggio con quelle zone, sostenuta anche dai Focolars Furlans adesso, del quale io ho fatto, come dire, 15 anni di presidente di questo comitato, un'occasione per loro, per chi è stato a Ruda, per tornare e fare amicizia con la nostra comunità e con le nostre gente. Perfetto, grazie Sindaco. Este Spanghero. Un vecchio detto dice che a Ruda cantano anche i sassi. Allora, se volete sentire cantare questi sassi, se avete la passione per il canto anche non praticato ma solo ascoltato, a Ruda troverete sempre un'occasione per ascoltare o per cantare, quindi siete i benvenuti. Molto bene. Lorenzo Godeas. Si è parlato delle associazioni, io voglio fare riferimento al fatto che sono associazioni vive, per cui ci sono tante possibilità, questo è quello che direi. Grazie. Paola Battistuta, lei? Grazie. Beh, io non posso altro che dire, venite a vedere le bellezze storico-artistiche naturalmente, unite naturalmente ad un percorso anche di camminate importante e poi mi unisco all'enogastronomia. Molto bene, grazie. Grazie a voi. Bene, io adesso mi faccio da parte perché andiamo a scoprire chi sono le vincitrici di questa importante tappa di Miss in Onda dedicata a Ruda qui su Telefriuli. Le prime 6 classificate, tutte accederanno alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Non possiamo, lo dico sempre, fare il solito quadro con tutte le partecipanti perché altrimenti non rispetteremo quelle che sono le distanze, quindi le ragazze sono in camerino prontissime ed attendono il verdetto, non sanno nulla. Iniziamo dalla 6ª classificata, chiamo Paola Battistuta a premiare la 6ª classificata con la fascia, eccola qui. 6ª classificata ammessa alle finali regionali in Friuli Venezia Giulia di Miss Italia, la concorrente numero 3, Micol Poluzzi di Gradisca di Sonzo. Micol, 6ª classificata, ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Come si fa? Viene consegnata la fascia a mano e la Micol, vieni al centro però Micol, vieni al centro. Non ti preoccupare, è caduto è l'emozione, cade il numero, la fascia, non ti preoccupare. Un applauso per Micol, poi ci vediamo, dopo te la metti come si deve. Grazie, un po' di emozione va bene. Este Spanghero premierà la 5ª classificata, anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, devo sempre dirlo, la concorrente numero 6, Beatrice Settimi di Lignano Sabbiadoro. È lei. C'è qualche secondo perché non sanno nulla e restano un attimo dietro le quinte perplesse. 5ª classificata, Beatrice, complimenti. Perfetto, si sono passate la parola su come mettere la fascia. Grazie Beatrice, complimenti. Poi siamo pronti per la 4ª classificata, Leonardo Godeas. Sarà lei ad assegnare la fascia della 4ª classificata. Anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, la numero 10, Nicole Rende di Trieste. Arriva Nicole, arriva.
metti pure la fascia, questo è le premiazioni di Miss Italia ai tempi del Covid. Grazie a te e complimenti. Amelis, B-Match, rappresenta 3300 Hairdress, Viale Duodo 70 a Udine, i nostri amici di B-Match che questa sera abbiamo con noi. Amelis, la terza fascia, B-Match, va alla concorrente numero 4, Alice Bazzo di Trieste. E mentre Amelis consegna la fascia, noi ringraziamo ovviamente B-Match insieme agli amici di 3300 Hairdress in Viale Duodo a Udine. Grazie. Molto bene. Grazie, complimenti. Grazie anche a lei. Grazie davvero. Il vice sindaco Lorenzo Fumo va a premiare la seconda classificata. Tutti ci hanno detto nella pausa pubblicitaria, hanno detto ragazze bellissime questa sera. Questa è Miss Italia, ragazzi, questa è Miss Italia, le più belle passano di qua, passano di qua. Miss Rocchetta, così cogliamo l'occasione per ringraziare anche Rocchetta Bellezza, l'acqua della salute e della bellezza, va alla concorrente numero 1 Elisa Beltrame di Povoletto in provincia di Udine. E lei la seconda classificata, anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Elisa, questa fascia è tua. Tutta tua. Grazie. E a questo punto il sindaco Franco Lenarduzzi. Sindaco, a lei la fascia, a lei la consegna della fascia di Miss in Onda Ruda. Questa ragazza vince un titolo importante perché vince questa selezione e tutto perché Ruda sarà sempre nel suo cuore e si ricorderà di questa città. È questo il bello, chiamare le ragazze da tutta un'intera regione per concorrere per un titolo legato a un paese, a una città della loro regione. Miss in Onda Ruda, prima classificata, ammessa ovviamente alle finali regionali in Friuli Venezia Giulia di Miss Italia, è la concorrente numero 8, Sofia Cittaro di Udine. Voleva farvi aspettare un pochino, guardavamo nel dietro le quinte quello che stava accadendo. Sofia, numero 8, si aggiudica il titolo di Miss in Onda Ruda. Sofia è di Udine. Grazie Sofia e complimenti. Allora Sofia, tu resta qui, io avrei bisogno di Lorenzo Fumo che ci racconta quello che sarà il video. Andiamo a concludere con un video divertente, simpatico. Ha un microfono? C'è un gelato, può farlo da lì se vuole. Come vuole? Sì, penso che se riusciamo a inquadrare la postazione dei nostri ospiti, grazie. Eccoci. Allora, come chiudiamo questa puntata? Paola Rizzotti, ci viene a dare un saluto, almeno a farti vedere da dietro le quinte. La nostra patron di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, ci sei? Com'è andata? Eccola qui, armata di microfono e mascherina. Buonasera a tutti. Com'è andata? Benissimo, e poi ho conosciuto Ruda. Bellissimo, questa trasmissione serve veramente per conoscere tante peculiarità e io sapevo solo, scusate, del coro di Ruda. Dici niente. Invece torno a casa con una serie di nozioni, grazie a come avete parlato voi, Esther, Paolo, proprio veramente... Viene voglia di andare a Ruda. Come sono andate stasera ragazze? Benissimo, come sempre. E come hai detto tu prima, ho sentito veramente tutte molto belle, tutte molto belle. Grazie. Grazie ragazzi, complimenti, grazie Paola. Titolare dell'agenzia modashow.it. Lorenzo Fumo, chiudiamo questa puntata con immagini sulla nostra bellissima Sofia e con immagini dei BA Watch, ossia un gruppo di ragazzi che molti di loro hanno studiato anche nella scuola comunale di musica di Ruda, sono avvicinati alla musica, come si diceva prima a Ruda quando si nasce non si piange ma si canta, e quindi hanno voluto interpretare la musica anni 50 al loro modo, in modo simpatico, e sono qua magari a lanciare un'idea alla prossima esibizione dei BA Watch presentata dalla Miss in Onda Ruda. Ormai questo titolo è tuo, tu Ruda diventa la tua città. Bene amici, grazie per averci seguito, complimenti a Sofia e a tutte le altre ragazze che come sapete purtroppo non possiamo far vedere sul palco insieme, ma insomma seguiteci attraverso i social e scoprirete i volti ancora una volta di coloro che hanno vinto. Grazie, noi ci vediamo venerdì prossimo con un'altra puntata di Miss in Onda e intanto BA Watch, la nostra Sofia, e grazie, questo applauso lo facciamo agli amici di Ruda. Complimenti, grazie a tutti. BA Watch. Let's go through the hop. Come on, let's go through the hop. Where you can swing it, you can move it, you can really stop the moving on the hop. Where the junkie is the smoothest and the music is the coolest and the hop. Oh,
the cats and sheets can get the kicks and the hop. Let's go! Let's go to the hop. Let's go to the hop. Oh baby. Let's go to the hop. Oh baby. Let's go to the hop. Come on, let's go to Questa trasmissione è stata offerta da Farmacia Santa Maria.